Andiamo a vedere i Pink Floyd. 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 Navigavo, guaivo, dentro un dirigibile che correva un'ora e mezzo di ritardo. Supplemento, lire 8000, perché dentro rapido sto bastardo. Tutto il caffè, una birra, arrivo in mezzo a un gran casino dove c'è il parking. E se andai via, buon dia, buon tintin. Viaggiando su quel giatterone prevolante, il vagone ristorante e vede sul ponte sti fioi, a via che va a vedere i Pink Floyd, mi devi mettere insieme, ma dove vuoi andare? Sti qua sei proprio il suo pai. Oi andiamo a vedere i Pink Floyd, oi andiamo a vedere i Pink Floyd, oi andiamo a vedere i Pink Floyd, oi andiamo a vedere i Pink Floyd. Al paradiso imbriagarsi, è l'alba, Venezia è piena di gente a tocchi, qui tocchi si copi, e tanta mona, mezza rosta e mezza in coma, alle 5 della mattina, qui stecchi sugli occhi, mezzo una calca mai vista, che ho fatto il giornalista, e che ho scritto solo l'intervista, su sto cazzo del concerto di Pink Floyd, oi andiamo a vedere i 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 Pink Floyd. Domanda, siete qui per i Pink Floyd? Risposta, domanda, ritenete giusti i concerti di queste dimensioni proprio a Venezia? No programmi da pigue, parole a gradi, voi tutti, grazie. Rimandi tocco con le che andiamo dei buone, da ti sei compasso, semi stazzinato, da ti sei semi buone, semi sick, semi bip, semi freak, che gridano. Domanda, perché odi Venezia? Domanda, perché non te ne sei stata a casa tua? I 5 energumeni assieme alle 2 tisse mi guardano molto minacciosi e mi fa bea. Ore 6 e 5 mi dice andando a casa, vado il sole, rido, parlo piange. E a gente scatoria dice quel cosa e non ti vedi che c'è uno di chi so pai, che se andai a vedere i Pink Floyd. E c'è uno di chi so pai, che se andai a vedere i Pink Floyd. Oi andiamo 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 a vedere i Pink Floyd. Ah, yeah.
bisogna andare via. Perché? Bisogna andare via. Vabbè, dai, andiamo via.